Pronto? Che non mica, mare. Pronto? Bravo, mare! Oh, mare, picchiamo, mare, come siamo combinati, mare! Ci ho perso, ma avevo un telefono, ci ho perso, mare! Oh, aspetta, lì Camastice, ma chi gestore è, mare? Ma non si sa, mare, è un gestore giamaicano, mare! Ma come giamaicano? È un telefono usciano, mare, non buttavo un amico nostro, mare, da Giamaica! Era ci ho perso, mare! E non rialavo, però non funziona niente, mare! Il tuo telefono e pare con gente che stanno a Kingston Town, mare! Non si capisce niente! Lì Camastice, lo suo telefono, mare! no. Come siamo combinati, Tutto a mare? posto, tu come stai? Mare, a casa stiamo preparando per fare i cenoni di Capodanno, magari Noaci, ma mare. cosa fai quest'anno tu? Noaci, mare, chi potevo fare? Appunto c'avevamo sempre più poco, mare, che stiamo arrivando e stiamo facendo le votazioni per alzata di mano. Mare, ma guarda ragazzi, pronto? Ma chi è? Mare, ma chi ti sta battendo? Mare! Qua è partito tu. Ma chi sono si scrusci? Mare, c'hai i picciritini chi? No, sì, ci ho messo, ma ci ho consumato. Ci ho consumato veramente. Senti, mare, avevamo Per cui? poco, mare, stiamo arrivando, no? Avevamo ormai qualche 2 anni, ne ha parlato male, mare, a mangiare anillo, perché ormai fa parte della famiglia, no? Ci abbiamo provato tanti volte, imparare a fumicarlo, ma intanto noi non è che sappiamo fumicare, noi ci fumichiamo a modo nostro, praticamente ci fumiamo di sopra, wow, capisti? Ma no. E cerchiamo di affumicarlo, ma è una cosa troppo bella, ma... però invece di venire un poco affumicato, sta venendo un poco fumato, mare, che è troppo perso, ma... Si pezza. Mare, tu l'hai visto mai un poco che si bia di pecora? Mare, come Che fa? vuol dire che sei via di Ma pecora? sei via di lato, mare, e si dia a fare tutto così, mare, sei via di pecora, quanti anni hai, mare? Io ne hai 17 e faccio tutto così, e tu ne hai 25, mare, non sei Ma tu niente. sei perso, Ma sei tu sei perso troppo completo. consumato, mare. Io? Tu l'hai visto mai in bocco che sei picchia di pecora, mare? Mai, mare. Troppo pesci, mare. Basta, mare, stiamo organizzando, e stiamo facendo il cenone. Mare, ognuno porta qualche cosa. Ah, mi piace questa Certo, cosa. ma ognuno di noi porta qualche cosa, giusto? Rullo Magic porta i gattini, mare. No, io pensavo qualcosa da mangiare. No, chi c'è? Ma da mangiare poi si ne parla, ma intanto noi ci andiamo a fare la lista di tutto quello che serve per passare la notte di San Silvestro come si deve. Allora mare. aspetta, avete già fatto una lista, presumo, Certo, no? mare, Quindi, gattine allora, ci pensa Rullo Rullo Magic, Magic, mare, il poi- prodotto, diciamo, mare, La il materia prodotto prima. interno lordo, mare, la materia La prima. materia prima chi la porta? Mare, ci pensa di un'imbruzzatura, mare. Infatti. Ma speriamo che non ne fa imbruzzatura come ogni anno, mare, perché ci ho perso. Noi ci sapevo che non ne fa imbruzzature, però siccome mi conosci, mare, non ci diciamo niente, va. Tu è contento, capisti? Che ci pare che noi ci cascamo, ci ammucconiamo, mare. Ci facciamo apposta, fino a ci fare capire niente, no? Per non deluderlo, Certo, diciamo, mare. esatto. Poi c'è mare Pippo Braccio di Ferro, mare porta la mano che può giocare, mare c'è la mano di ferro, io cosseita. Tu ricordi che c'era la mano cosseita? Mi ricordo, Mare, mi l'unico ricordo. uomo al mondo, avevi chiuchita di coso, di gigropo d'acciaio, Tra mare. l'altro super attrezzata questa mano. Certo, mare, c'avevi l'accendisigari, c'avevi il rullatore automatico, L'apri-bottiglie. l'apri-bottiglie, un cotilluzzo chilo svizzero, poi c'avevi il cavatappi, mare, c'avevi tutto così, Tutto, ogni tutto. chilo c'avevi funzioni, ma non una, tanti navi, sai, mare. Per esempio, un dopamo da mano, se ci rapi c'è un specchietto, io si salia, mare. No, Certo, ma si rapi in 200 preciso, ma c'è più bello. pure lo specchietto. Certo, di là ho giurato, c'avevi una spugnetta, ci vuoi ziccare i cosi, mare, ci vuoi mettere, mare, avevi una mano ultra accessoriata, addirittura un mignolo suona, mare, può suonare, c'avevi una specie di auricolari, tu si Quindi ricchi. una sorta di Bluetooth col cellulare. No, mare, c'avevi proprio un mignolo, c'avevi una specie di attovallante Nico, Eh? che si azzicca andaricchia tipo auricolare, ma Sì. io, a finta che si azzicca un mignolo andaricchia, invece si sta ascoltando la radio, capisti? Fantastica questa Certo, cosa. ma magari un lettore MP3 pollici, mare. MP3 pollici, troppo bello, mare, troppo bello, mare. Senti, ma la vorrei anch'io sta mano così. Ma perché non ti fa tagliare una mano, mare? Io sapevi tagliare apposta, ma tu non sai niente, ma non sai manca storia di Pippo. Ma intanto Pippo si chiamava Pippo Cicchita una volta, giusto? Sì. Pippo Cicchita era un nostro amico che si chiamava così, perché siccome non voleva ciavagliare, per pigliare la pensione si tagliava un tuita, mare. E si dice chiamare Pippo Cicchita, lo hai visti? Ma tu guarda l'ingegno suo. Mare, tu pensa che si va a chiamare Pippo una badra, perciò pensa, mare, meno male che ha deciso di mutilarsi altre cose, giusto? Perché all'unga se si chiamava Pippo una badra, mare, non sa come ci finiva, giusto? Sarebbe stato molto peggio. Basta, ma all'ultimo Sì. pensioni non ci ne resano, perché io capendo che si tagliava apposta, perciò ci resta un soprannome Pippo Cicchita, no? Una volta lo buttavano in una pacca, mare, lei presente un pugno, mare, che Sì, automatico? Vai, si rompiu duita, mare. Uno che si chiama Pippo Cicchita, che si rompe duita. È molto troppo fortunato, perso, mare. Aspetta un minuto. Pippo Cicchita, Ah, ma è lì anzi, con te, è lì Pippo con te. Braccio di Ferro, se stai ascoltando questo programma, Ah, sì, ecco. troppo perso, mare.
e ci ho consumato. Perciò mare Lui. basta, poi è successo che si non mi costituita e di danno mare si fece installare questa mano di ferro che era normale con cinguita e si chiamava Pippo Braccio di Ferro. Poi noi nelle ultime feste che c'era stato, ci fu il compleanno, ci regalavamo magari la mano cusseita, perciò mare è ultra accessoriato, mare è il numero uno, c'avevi tutti i cosi, mare se tu devo fare montare la mano, chi ci vuole, mare? Casomai all'icca mastice quando è pesso, mare ti taglio il socco vuoi e il gioco consumato. No, meglio di no, guarda. Ma se poi ti posso fare tagliare la mano ti danno preciso, mare, che ti fa bello taglio preciso. Guarda, mi mare. tengo la mia, stavo scherzando E prima. allora niente, mare. Comunque mare, se Comunque. tu ci vuoi venire o Caporanno a buttare qualche cosa magari tu, va bene? Tipo cosa Chissà, potrei ma portare? porta un'amica, ma vedi chi può fare, mare? Porta i femmini, mare, qualche cosa, perché noi ci siamo spasulati, mare. Siamo troppo pessi, ma Ma noi certo, ma voi pensate sempre a quella roba lì. Ma noi c'è l'unica Ma trovati femmina una che ragazzina. conosciamo è la soro dell'Icamastice, Chantal, mare. Chantal. La più pessa che c'è, mare. Anche lei è consumata. Troppo pessa, mare. Ha un Chantal. bel nome, Chantal. È una ragazza un poco così, diciamo, allegra, va. Allegra. Diciamo che ha fatto le sue esperienze nella vita, va. Ah, ho Ha capito. vissuto fuori, ma è stato all'estero, è stato a Londra, ma si è spaccato i cirivedo a Amsterdam Ad qualche Amsterdam, anni. infatti. Mare, qualche anni a Amsterdam, mare, ma anche a casa telefonava, perché si scudava, mare, troppo messa, Ci credo, mare, ad troppo Amsterdam. consumata, mare, ad Amsterdam si spaccava i cirivedo, mare, c'avevi più pissing ida, mare, di non so chi, c'avevi la specie di catalogo in godo, tutto di pissing, di tutti i maneri là. L'hai presente l'espositore, ida, mare, l'espositore di pissing, Presumo mare. anche tatuaggi a questo Mare, ma punto. non uno tatuaggi, mare, c'avevi tutti i nomi di tutti i siti che hanno stato qui, mare. Ah, ho capito. Lo sai quando si è avuto i sciandali, mare? C'ho fumessa, mare, avevi una specie di elenco telefonico ringodo. Praticamente avevi più nomi dei pagini bianchi, mare, ringodo tatuati. Però e niente c'ho male, fumessa. capito? Mare, praticamente, se ci fanno Sì. un esame del DNA, c'è uno ringodo DNA di circuiti di Catania, mare, perché è una ragazza un po' allegra, va. Però io, mare, sono dell'Iccamastice, noi che non ci potremo fare azioni, per cui si può buttare qualche amica, mare, qualche cosa, ti aspettiamo, va bene? Va bene, Oh, mare, Jonathan. oh, mare, preparati, perché noi ci dispacchiamo, ci rivedo, mare, quando ne euro ne c'hai, mare. Ma guarda, ormai Ma me ne sono no, rimasti pochini, penso. Mare, noi ci ti bruciamo, mare. L'hai presente che di noi a casa accapottato, mare, l'hai presente che di noi a casa con ci rivedo che si rapa tipo, mare, un cofono da macchina. L'hai presente con il cranio si scoppola, mare, l'hai presente? Giovane. Oh, mare, vieni a giocare, che la divittiamo. Sicuramente farò un salto da voi. Mare, il Sì. 2013 ti paro sai chi è finito il mondo, mare. Ti aspettiamo? Va bene, dai. verrò. All'Iccamastice, io non ci due posti, mare. Affare fatto, affare Il fatto. Gianfri e l'amica Tom, mare, come si chiama l'amica Tom, mare? Non lo so, non so con chi verrò. Andy, mare, mettici a caso, mare, mettici caso. amica, punto interrogativo, mare, va bene? Oh, mare, ti stai salutando, ogni tanto una canzone a Pinnuacci ce la potessi mettere però, Guarda, ah? ti dedico questa che è Qual è, bellissima. mare? Vediamo se ti piace questa. Troppo bella, mare, chi ci sono gli ubi forti, mare? Esatto. All'Iccamastice, a c'è volume, mare! Ciao Jonathan.